Credo che questa reazione della società civile sia un segno di speranza in un'Europa che pareva essersi abituata a convivere con la barbarie. Ecco, per me, non solo come politico ma come cittadino, era molto importante ritrovarmi qui, perché questo sentimento condiviso mi dà la forza di respirare. Credo che l'importante sia guardarsi intorno e capire che una migrazione di questo genere non si ferma né con i muri, né con il filo spinato, né con la polizia. Certo, i problemi ci sono. Questa migrazione li pone, bisogna guardare con altri occhi. L'Italia, devo dire, in questi anni ha fatto il suo dovere, malgrado alcune frange poco interessanti, ma la cosa che mi pare stia succedendo è che tutta l'Europa, o perlomeno una parte dell'Europa, se ne è accorta. O si cambia questa direzione o si dice abbiamo sbagliato a costruire la fortezza e dobbiamo imparare a costruire invece una civiltà capace di partire dall'accoglienza per costruire il proprio futuro, oppure faremo di nuovo altri errori. E questi errori significano morti, significano tragedie rispetto alle quali poi è un po' ipocrita reagire compatendo o commiserando. Per segnale il piede scalzo è il piede di San Francesco, è il piede dell'umiltà. Quindi siamo con umiltà ma con forza a chiedere di superare le barriere del mondo e finalmente si ragioni come una grande famiglia che è la famiglia mondiale.